Bentrovati amici sul canale YouTube TVBN Nino Barone. Oggi una nuova puntata di Siciliano Doc e per questa occasione abbiamo un ospite molto speciale, Alberto Criscenti. Chi è Alberto Criscenti? Alberto Criscenti è un poeta di Busseto Palizzolo, molto conosciuto nell'ambiente della poesia siciliana, non solo locale ma anche regionale. È sposato, ha 3 figlie e da giovane è stato calciatore della sua squadra, del suo paese, la squadra del suo paese, ha militato anche in altre squadre, insomma un passato da atleta. Alberto Criscenti è responsabile attuale dell'associazione Io di Busseto Palizzolo, perché poi ci racconterà lui stesso come nasce un po' l'idea di questa associazione. Ha pubblicato tantissimi libri. Nel 1980 esce il suo primo libro dal titolo Io, sono poesie in lingua italiana, mentre l'ultima sua fatica letteraria è di quest'anno praticamente, ed è un libro che prende il titolo di Canti Sceusi, sono poesie in lingua siciliana. Ma andiamo a Alberto Criscenti e facciamoci raccontare da lui un po', innanzitutto, chi è Alberto Criscenti? Una persona che ha avuto 2 grandi amori, lo sport e la poesia, che ho curato in contemporanea per tantissimi anni. Poi da poco ho lasciato lo sport, sia nella forma attiva, perché per motivi anagrafici ho dovuto smettere di giocare, e anche come dirigente della squadra del mio paese. Mi sono dedicato solo ed esclusivamente alla cultura. Prima di approfondire la conoscenza di Alberto Criscenti, desideravo che lui leggesse proprio dalla sua prima pubblicazione, dal titolo Io, una poesia, così di modo che cominciamo a conoscerlo, perché lui è un autore poliedrico, si esprime poeticamente sia in lingua siciliana e sia in lingua italiana e lo fa in entrambi i modi benissimo. Alberto, ci vuoi leggere una poesia di questo libro? Sì, è una poesia che è datata 24 aprile 1974, avevo compiuto da poco 21 anni. Frenesia è il titolo. Frenesia di libertà mi prende, d'uccidere la noia che m'aliena il vivere e il pensiero volgere al nuovo e all'ideale. Incompreso in un mondo d'altri valori ch'io rinnego, ch'io derido deriso. Frenesia mi prende d'altre dimensioni. Bellissima poesia, questa di Alberto Criscenti, pubblicata nel suo primo libro dal titolo Io. Alberto, tu oltre alla poesia ti occupi molto di lingua siciliana. Per te questo siciliano è una lingua o un dialetto? Ebbene, sai benissimo tu la differenza che esiste tra lingua e dialetto o vernacolo. La lingua, come tutti sappiamo, è la lingua ufficiale di una nazione. I dialetti sono quelli locali di una provincia, di una regione, di una città, di un paese. Questo dal punto di vista formale. Quindi diciamo che sotto questo aspetto il siciliano non sarebbe una lingua, ma lo è, perché lo è sempre stato e perché non ha nulla da invidiare alla lingua italiana. Ho per le mani il primo libro di Alberto Criscenti di poesie in lingua siciliana, dal titolo Zippoli,
e subito mi è saltata all'occhio, mi ha colpito molto una poesia dal titolo 25 anni, che io vorrei che Alberto Crescendi ci leggesse. Premetto che questa poesia è stata musicata dal maestro Giuseppe Silvestro ed eseguita dal gruppo folcloristico Buset di Buseto Palizzone. 25 anni, l'ho scritta una settimana dopo aver compiuto gli anni, 8 aprile 1978. 25 anni fici l'altro giorno senza cassati, pasti e cosi ruci. Non un regalo, picca gente intorno, manzanta paci e senza tante voci. Solo un mazzo di ciuri mi mannaro, li misi in do bucale e ci restarono. 25 anni persi e di tare, me patri ogni tanto la bannia, sino mo perso senza travagliare, un accanzavi niente a virattia. Era meglio co posto di sagliotta faciamo una fascetta di ricotta. Dannusa e la ricotta in quanto mai, perciò dolura panza ti facia, ma priatini invece non sai, si lo sbagliano tu facista mia. Picchi, se non c'è niente pacca mora, o presto tardo, un genio, ne esci fora. Alla fine degli anni '80 Alberto Crescendi ha fondato l'associazione IO. Questa associazione dopo tanti decenni è ancora attiva ed è stato un punto di riferimento per tanti poeti locali che si sono avvicinati all'associazione. Volevo sapere da Alberto Crescendi qual è il segreto di questo successo. L'impegno mio personale innanzitutto, ma anche il supporto di tanti soci, di tanti collaboratori che hanno consentito all'associazione di organizzare tantissimi eventi culturali, e mi riferisco ai tantissimi concorsi di poesia, ai raduni poetici, perché adesso ce ne sono tantissimi in giro, ma negli anni, a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, l'unico raduno poetico di una certa rilevanza era il raduno poetico organizzato a Strafaccello, tra l'altro, e mi ricordo benissimo che per 2 anni di fila un gruppo di poeti dell'area catanese venivano con un pullman pieno a partecipare al nostro raduno. Alberto, possiamo dire che sei stato per certi versi, hai ereditato un po' ciò che Peppino Calega di Castellammare del Golfo faceva nella sua Castellammare del Golfo. E difatti il primo raduno poetico che ho organizzato nel 1998 era dedicato a Peppino Calega, e nella mia nota introduttiva evidenziavo questo aspetto. Alberto, tu hai conosciuto in tutta la tua, carriera, in tutta la tua esperienza di poeta, di cultore, anche attraverso la tua associazione, tantissimi poeti. Ce n'è qualcuno che ne ricordi in modo particolare? Io ho conosciuto tantissimi e conosco tantissimi poeti. Io amo la poesia popolare e quindi mi sono approcciato tantissimo con i poeti popolari, che molti di loro adesso non sono più in vita. Uno tra tutti, quello che mi è rimasto davvero profondamente dentro di me, è il poeta Guglielmo Castiglia di Paceco, classe 1911, è morto nel 1995. Un poeta con il quale io ho avuto una corrispondenza poetica, lui anziano, io giovane, e mi ha insegnato molto, tantissimo. Io
tra l'altro ricordo a memoria tantissime sue poesie. Io ti volevo chiedere proprio questo, siccome io so che tu conosci a memoria le poesie di Guglielmo Castiglia, io ahimè non l'ho potuto conoscere, ma l'ho apprezzato attraverso le sue pubblicazioni, ti volevo chiedere perché non reciti qui a chi ci guarda attraverso il mio canale YouTube TVBN Nino Barone una poesia molto simpatica che tu reciti sovente nei conviviali di Guglielmo Castiglia. Sì, sono tante, ma una in particolare è quella, è un dialogo tra il marito e la moglie a proposito della figlia che era un poco vivace. Inizia il marito e dice alla moglie: Rosida, occhi aperti con tua figlia, chi sulla culuzzito va a ferrianno, l'hanno incontrato curtiglia curtiglia, con i manuzzi che vanno iuganno. Lo sai che disonore per famiglia, si succederà qualche malanno, se questo poi l'angaglia e non si la piglia, vai cerca gli stivali di sonanno. Risponde la moglie: come hai a fare? Sogno consumata, ciurico tutti l'uri e li momenti, non ne capisci niente, sta ingnasciata, la cosa la ragiona differente. Dici, se fosse cutiddata, lo spregio arrestasse permanente, ma per giocare solo un'arrancata, che l'hanno a re la vesta, non c'è più niente. Bellissima, bellissima, complimenti a Guglielmo Castiglia e anche ad Alberto Crescenti per avercela recitata. Alberto Crescenti non è solo come dire, un esperto di poesia, è un poeta esperto, ma è anche un conoscitore della metrica. Sono stati molti i suoi insegnamenti e molti hanno appreso da Alberto Crescenti tutte le sue notizie relativamente a questa scienza che è la metrica. Alberto, in questo momento ci sono due scuole di pensiero. C'è chi afferma che la poesia in metrica ormai è una poesia desueta, non più come dire in auge, e c'è chi invece afferma che oggi è meglio scrivere in verso libero perché il poeta ha come dire, la possibilità di spaziare di più dentro il suo pensiero. Tu a proposito di ciò cosa ci vuoi dire? Io scrivo e ho scritto sia in versi liberi che in metrica. Tantissime sono le pubblicazioni che in italiano, la prima pubblicazione che ho fatta infatti sono in versi liberi, però il discorso è sempre lo stesso. Un poeta quando esprime i suoi sentimenti con la metrica riesce ad esprimerli tutti per intero o in certi frangenti non è capace di esprimerli interamente perché la rima lo obbliga a volte a sviare un po' il suo concetto. È chiaro che per quanto riguarda l'espressione libera tu sei in grado di esprimerti nel modo più ampio possibile, però la poesia in rima, scritta bene, metricamente perfetta, è quella che colpisce di più. Partiamo dal presupposto che quando uno è poeta lo è sia quando scrive in rima sia quando scrive in verso libero, perché molto spesso molti si rifugiano nel verso libero, tu questo me lo confermerai, però altro non compongono che solamente delle colonne di parole senza nessun significato, senza nessun trasporto emozionale. Io sono d'accordissimo, io la poesia moderna piace, però quella che va oltre le righe non piace. Ci sono poeti che scrivono in forma meccanica, quella poesia a me non trasmette niente. Poi ci sono quelli, perché dice che è una corrente di pensiero, che le poesie si debbono scrivere liberamente senza punteggiatura,
qua non sono completamente d'accordo. Allora Alberto, ti sei trovato nel 2010 a, come dire, legare due generazioni di poeti. Un vecchio tripporo formato da te, da Vito Lumia e da Dino Altese, e un nuovo tripporo formato da te, Nino Barone, cioè il sottoscritto, e da Giuseppe Voltaggio. Poi successivamente si è aggiunto anche Giuseppe Gerbino. A un certo punto, da questa, diciamo, da questa tua condizione di mezzo in cui ti sei trovato, è nato questo libro dal titolo Mi trovo un do mezzo, chi faccio? Questo libro prende il titolo di una poesia che Alberto Crescenti a un certo punto, nel corso di una corrispondenza molto sostanziosa fatta da tutti questi poeti che ho citato poc'anzi, si è trovato praticamente al centro di questi due vulcani, e a questo punto scrive un sonetto molto bello che poi dà il titolo appunto a questo libro, che io prego Alberto di leggerci. Mi trovo un do mezzo, chi faccio? Non saccio chi pisci pigliare, con Vito e con Dino m'abbraccio, lontano mi sento squagliare. Pi Peppe e Pennino lo frazzo, mu faccio sicuro stoccare. Mi chiamano, parto già a razzo, a costo di manco un genare. E penso, canudo è perfetto, ma tutto starduri chi provo è segno d'amore e d'affetto. Poeti più bravi non trovo, perciò vi lo scrivo un grassetto, mi scamo lo vecchio e lo nuovo. Bellissimo, infatti da questo sonetto poi diciamo le due fazioni, il vecchio tripporo e il nuovo tripporo, si sono uniti, e con l'aggiunta anche di Giuseppe Gerbino, che vedete qui nel retrocopertina perché si è aggregato dopo a questa cosa, è diventato un sestetto, quello che poi il professore Giuseppe Ingardia ha definito la song poetica siciliana. Alberto, hai, si può dire, lo dico così in siciliano, nudgicato molti poeti in erba che oggi sono poeti affermati. C'è un consiglio che vuoi dare così con molta spontaneità a chi si accinge a fare poesia? Ci vuole, a parte il talento, il dono naturale della poesia, questo o c'è o non c'è, ma se c'è a volte non è sufficiente, perché ci vuole costanza, perseveranza, impegno, quello che io ho potuto verificare in te e in Peppe Gerbino e anche in Peppe Voltaggio. Siete stati tre poeti che quando vi ho conosciuto ancora eravate alle prime armi, ma con il vostro impegno e con i miei pochi suggerimenti siete riusciti ad andare a raggiungere un livello davvero elevato nel campo della poesia. Allora, di Alberto Crescenti tutte le sue poesie sono belle, sia quelle in italiano che quelle in siciliano, sia quelle in metrica che quelle a verso libero. Ce n'è una che a me piace particolarmente, è una poesia, un'ottava siciliana dedicata proprio alla sua Sicilia, e questa io solitamente la recito quando mi trovo così ad avere delle richieste di poesie dedicate alla Sicilia. Io preferisco recitare questa di Alberto Crescenti che quelle che ho scritto io per la mia Sicilia. Alberto, ce la vuoi leggere questa ottava siciliana? Ritengo che sia opportuno a questo punto che questa poesia la reciti tu, anche perché so che la sai pure a memoria. Sì, la so a memoria, però è meglio leggerla in questo caso. Per me veramente la cosa è molto gradita. Ecco, la poesia si trova in questo libro dal titolo Io sogno siciliano. Sicilia.
Sicilia, tu mi scurri in tale vini, si terra di ligenni antichi e sani. Daluto solo ustettero un catini, elimi greci, siculi e sicani. Sicilia, li tonotti suddivini, e magici tramunti e larbi arcani. Sicilia, lumi amuri e senza fini, e volo eterno tra montagne e chiani. Vedete, in 8 versi, quello che può riuscire ad esprimere un poeta. Grazie, Alberto Criscenti.